Una bella giornata quella di oggi perché oggi abbiamo firmato il contratto, abbiamo consegnato perciò il cantiere alla società che nel corso dell'anno provvederà alla riqualificazione dell'edificio alle mie spalle. Questa dimora storica è Villa Luise, apparteneva alla famiglia Coronini, l'ultimo conte ha agevolato la costituzione di una fondazione e il sindaco per statuto presiede anche il curatorio della fondazione Coronini, perciò in questa veste, in veste di presidente del curatorio, oggi ho firmato il contratto. Con il primo lotto già completato si è intervenuti sul tetto, con il secondo lotto invece si provvederà a ristrutturare e riqualificare gli esterni e alcune componenti, piccole componenti interne, poi avremo bisogno di nuove risorse per un terzo lotto per la realizzazione delle location interne, a seconda della destinazione. La destinazione, tra le destinazioni sulle quali stiamo lavorando, o sede di una prestigiosa agenzia internazionale che potrà aver sede a Gorizia, vista la vocazione internazionale della nostra città, oppure sede di start-up che possono perciò entrambe le iniziative rappresentare un valore aggiunto per la nostra città.